nostri ascoltatori secondo me stanno ballando, si stanno scatenando, sono tornati anche un po' indietro nel tempo, ma no, ma direi anche di no, perché comunque sono anche sonorità attualissime, nonostante sia un brano di qualche anno fa. Carmelo Morgia e Vince, buongiorno. Buongiorno Studio 90 Italia. Che piacere Grazie, averti Paola. qui, Carmelo. Sono contentissima, davvero, sono molto contenta. Grazie. Siamo in diretta anche quest'oggi con te, Carmelo Morgia. Salutiamo tutti i Vince comunque in Ovvio, ascolto. ovvio. Ecco. Birichini oggi molto birichini. Sì, mi hanno bacchettiamo mandato Tony, da solo. ecco, lo picchiamo. La prossima volta saremo tutti insieme. Senti Carmelo, io vorrei cominciare subito a fare una chiacchierata con te, andando un po' a ripercorrere questi momenti importanti dei Beans che continuano ancora oggi a farci sognare con le loro canzoni, con le vostre canzoni, con la tua voce meravigliosa, davvero. Noi lo facciamo sempre con grande piacere, a parte l'amore per la musica, la passione. E non dimentichiamo mai i nostri aficionados che ci seguono sempre in tutte le piazze e in tutti i palasport. Di questo noi ne siamo orgogliosi. Tra l'altro saluto Angela da Valverde che ha già inviato un messaggio vocale dove raccontava degli aneddoti a Mirabella in Baccari e nel 74 ci raccontava nel messaggio di tutti gli aneddoti che vi riguardano e che la riguardano in questo caso, quindi le mandiamo un bacio fortissimo. Ciao. Un messaggio lunghissimo. Ciao, ha mandato. grazie. Però facciamo sentire i saluti di Angela, almeno quelli, visto che il messaggio è troppo lungo. Angela chiaramente aveva tanto da raccontare, eccola qui però, facciamo sentire il messaggio, Carmelo. Sì. Felix. Grandissimo Melo Morgia, in bocca al lupo sempre Melo. Grazie. Ecco, poi tra l'altro dice un bacio. un bacio affettuosissimo, ha fatto tanti complimenti, quindi davvero poi ben se lo meritano. Se anche voi volete interagire con me, Carmelo Morgia, 380 19 33 500, c'è Felix alla regia, ma abbiamo cominciato il nostro percorso parlando dei Beans con questa canzone, Sì. Stelle, che ha scelto Carmelo, tra l'altro. Cioè, apriamo Sì. con Stelle perché è una bellissima canzone, ma fuori diretta lui mi raccontava delle cose che mi piacerebbe raccontarsi anche a loro. Che l'inizio, cioè questa canzone apre quasi sempre i nostri spettacoli, i nostri concerti, giusto per dare un antipastino e per animare un po' il concerto della serata. Sì, questa canzone l'abbiamo incisa credo una decina di anni fa, e la versione originale è Heaven Must Be Missing Angel di Tavares, un grande successo planetario, devo dire. È vero. E niente, questa canzone poi è stata incisa, come ti raccontavo, anche dai Neri per caso mesi dopo, che so, tipo 6-7 mesi dopo. Ricordiamo che questa canzone è del 93, qualcosa più o meno, del genere. E loro non sapevano che questa canzone già era stata incisa da noi. Quindi ne stava nascendo una tragedia. Non dico un piccolo problema, perché poi alla fine, però insomma la discografia dei Neri per casa, insomma sta cosa qui non l'ha digerita molto. E ritirò il brano dal subito commercio dopo proprio. un po' di mesi, lo ritirò perché la loro canzone si intitolava Sara. Ecco, quindi voglio dire, questo è un aneddoto che riguarda te. Devo dire con tutta onestà, gran bella interpretazione, solo che loro, siccome usano molto le voci, sai, tipo a cappella, Manata certo. Transfer, quelle cose lì, l'avevano un attimino stravolta. Noi non abbiamo invece deturpato l'opera, l'abbiamo fatta così come la facevano i Tavares, togliendo l'inglese, portando l'italiano. Io continuerei con la bella musica dei Beans, tra poco racconteremo altri aneddoti, ma c'era una canzone del 1977, se non mi sbaglio, Sì. che tra l'altro è una delle mie canzoni del cuore dei Beans, anche se sono tutte belle, e quindi le ascoltiamo insieme, così poi magari Carmelo Morgia ci racconta anche qualche aneddoto riguardo Cara, che farà sognare i nostri amici. Questo qui è un cuore, è un cuore. È vero, è il nostro cuore. Torniamo tra poco, Sì. dai. Cara dei Beans, la mia preferita. Io devo chiedere per forza a Carmelo Morgia di cantarmi un pezzettino di Cara a cappella, perché io adoro questo brano e quindi vai, ti prego, fai Abbraccio, questo per tutti e due, me. abbraccio. Vai, dai. 1, 2, 3, 4. Cara, se ti senti sola, scrivi e un anno in fretta vola. Ti basta chiudere gli occhi e pensarmi, e poi nel buio sfiorarti come faccio io. Non è una bambola che ti consola,
ma me nell'anima. Ma me Il resto fatelo nell'anima, voi. me nell'anima, sei nell'anima tu Carmelo con la tua voce Grazie, splendida, grazie. che bello, cioè ho cantato con Carmelo Morgia Insomma, ragazzi, bellissimo, fantastico. Una bella mattinata, una bella mattinata. Senti Carmelo, che poi se andiamo un po' a ripercorrere la strada, il percorso artistico dei Beans, tutto nasceva tanti anni fa grazie anche a un altro grandissimo che vogliamo salutare. Sì, Ciao Gianni Bella. Ciao Gianni. Ecco. Ciao, Ecco, buongiorno. Ma come questo incontro? Come è stato? Cosa è successo? Il nostro non è stato un incontro perché già con Gianni ci conoscevamo. Collaboravate già da tempo? Al tempo proprio dei romani, quando anche lui, insomma, nella sua grande genialità metteva su quello che è stato poi il suo futuro e il suo grande successo. È chiaro che è uscendo prima Gianni perché lui è andato via seguendo un po' il lavoro di sua sorella Marcella. Quando in un certo momento venì a Catania, quindi lui andava a cercare gli amici suoi musicisti, il punto di riferimento magari erano i Beans, una sera in un noto locale di Catania, non so se ti ricordi, il Medea. Sì, certo. A Ognina, quindi noi facevamo le serate lì e noi in repertorio avevamo Come pioveva, proprio così come la facciamo adesso. Lui gli scattò appunto questa bellissima genialità di portarla come provino nella sua etichetta, quella di Caterina Caselli, la CGD, e la propose. A loro piacque molto e ci invitò a fare questo provino che andò benissimo. Alla grande, ovviamente. Posso dire anche la cifra, appena 600.000 copie. Quando Appena, quando il disco d'oro era 1 milione di copie, quindi poi il resto è stato tutto un divenire. Grande intuizione, ma anche grande. Ma lui sapeva con chi aveva a che fare. È vero, anche perché voi nel 76 avete collaborato con Gianni Bella all'interno di un suo brano famosissimo, meraviglioso. Straordinario, è un'icona della musica leggera italiana, non me ne vogliono tutti i colleghi italiani. Questa è una delle più belle canzoni, secondo me, degli ultimi 50 anni. Faceva bene Loredana per te a valutare Gianni Bella, perché anche Loredana faceva parte della scuderia della CGD a quel tempo. E c'era questa canzone, proprio Non si può morire dentro, dove una gemma, c'erano anche i Beans in mezzo. Se l'ascoltiamo, Sì. Salutiamo Gianni Bella. Ciao Gianni, e tutta la famiglia Bella, chiaramente. Torniamo tra poco. Che meraviglia, i Beans come pioveva con Carmelo Morgia questa mattina. Le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori saranno felicissimi di questa... Sì, una gran bella canzone che ancora oggi, quando andiamo a fare i nostri concerti, almeno me la fanno cantare 3-4 volte. È sempre un piacere Quindi ascoltarla. non è più un bis. È un tris? È un quadris, infatti. Sono quelle canzoni che non passano mai di moda, Carmelo. Sì. Che fanno parte dei nostri cuori. Noi dobbiamo tutta questa canzone e sempre, non dimenticando Gianni, che è stato il fautore di tutto ciò. Senti, io ne approfitterei anche per salutare un po' di amici che stanno inviando messaggi: Gabri, Francesca, Giuseppe. C'è Daniela Vera che mi scrive: Paola, dov'è? Eccola qui, un saluto ai vostri ospiti Beans, la mia preferita come pioveva. Quindi anche lei ha scritto questo. Ciao ragazzi, scrive un'altra ascoltatrice, perché non si firma, firmati, non ti possiamo salutare. Mi fate ascoltare Sto piangendo, un abbraccio. Ecco, dovremmo ascoltare tutte le canzoni dei Beans. Sottofondo, dai, facciamo contenta la nostra amica, un pezzettino. E nel frattempo Carmelo così mi racconta qualcosa di questo brano. Mi sto piangendo? Sto piangendo, beh, è una delle tante canzoni. Vorrei ricordare che tutti i successi o i grandi successi dei Beans sono scritti da Gianni. E quindi la genialità di Gianni è indiscutibile, perché ogni qualvolta arrivava il momento di incidere il disco, perché avevamo un contratto che ci obbligava a registrare un disco ogni anno, Gianni si metteva con la sua bella chitarra, conoscendo i gusti e quindi l'amore che hanno i Beans per le canzoni d'amore, subito andava a scrivere capolavori, perché le canzoni scritte da Gianni sono dei capolavori. Come definiresti in questo momento l'amore? Beh, l'amore può sembrare una parola facile, ma parte sempre dal cuore. Chi non ha cuore non ha amore. È vero, il cuore è tutto, anche nella musica, soprattutto nella musica, perché la gente poi se ne accorge, no? Sì, è tutto raggruppato lì. Chi comanda è il cuore. Senti, invece parlando anche di un altro percorso che stai facendo molto importante, dovete sapere che Carmelo Morgia so che sta intraprendendo un nuovo progetto da solo. Allora, voglio dire, fermo restando che io ho detto poco fa, sono il cantante dei Beans, insieme con i ragazzi ho raccontato questo mio desiderio, ecco, di questa piccola pausa che voglio realizzare, questo mio sogno nel cassetto, ecco. Quindi sotto Natale dovrebbe uscire questo mio lavoro
da solista, quindi rimane circoscritto. Dai, dacci qualche anticipazione. Delle canzoni? Qualcosa, dai, sì, giusto posso dire che qualcosa. sono Vai. delle belle canzoni e che mi sto avvalendo di giovani autori catanesi. Che bello. Quindi non ho la presunzione di dire che sono tutte canzoni mie, siccome Catania è una grande fucina di autori e compositori. Ho sotto mano 4-5 ragazzi che scrivono benissimo, uno di questi è anche mio figlio. E quindi voglio realizzare questo lavoro che mi dispiace non dire il titolo, però il titolo raggruppa appunto le eccellenze di questo lavoro. Quindi eccellenze Le di questo eccellenze lavoro. di questo Vabbè. lavoro. A buon intenditor, poche parole, amici e amiche. Allora Senti... vi do una dritta. Vai. Come potreste dire eccellente in spagnolo? Ecco. Basta, punto. Riflettete su quello che ha detto Carmelo Morgia e vabbè, tornerai a trovarci con il nuovo Assolutamente album. sì. E intanto, prima di salutarci, Carmelo, io c'è un momento, questo è un programma che si chiama come titolo Stelle di giorno. Perché Stelle di giorno? Perché ci sono delle stelle che ci vengono a trovare, come in questo caso Carmelo Morgia, che è una stella, una voce meravigliosa, un gruppo stupendo, i Beans ci hanno regalato e ci continuano a regalare tante emozioni, anche da solista ne sono sicura che ci sarà un bellissimo lavoro, però stelle di giorno, vorrei un attimo conoscere la stella di Carmelo Morgia in questo momento. Allora, la stella, mi piace dire questa parola al plurale, perché io ho 2 figliuole femminucce, di cui mi stanno dando il piacere e la grande emozione, mi sto emozionando anche adesso, di diventare nonno. Vero, che meraviglia. È il primo? Primo nipotino? No, scusate un attimo. Vai. È perché giustamente sei emozionato, Carmelo. E quando ecco, quando parlavamo di cuore e di amore, parliamo di questo. Ecco perché le persone vere vanno avanti. Quindi la mia figliola Giovanna ad agosto. E la mia figlia Rossellina, che vive in Inghilterra, ad ottobre. Quindi c'è un maschietto e una femminuccia. Quindi tutte e due, sia Sì, maschietto che femminuccia, sì. questa sì che è una stella meravigliosa. Carmelo, grazie. I miei dolci nipotini. Grazie davvero di Grazie questo a voi. momento Grazie. meraviglioso. Scusate. Ma scusate che è un'emozione No, vera. Mi hai preso così in contropiede, quindi... Un'emozione Grazie. bellissima, Grazie. davvero. Io ringrazio, mi ha fatto commuovere anche a me, guarda, cioè, poi io veramente... No, perché non mi aspettavo una domanda del genere, quindi vi bacio. Io ringrazio Carmelo Morgia, salutiamo tutti i Beans, ti aspetto prestissimo a dicembre con il Grazie a nuovo voi album. tutti, restate su Studio 90 Italia. Siete meravigliosi, i Beans vi vogliono bene, grazie. Vi salutiamo con Un'anima tra le mani, proprio perché si parla di Appunto. nuove anime che arrivano. Da Grazie. Paola 4 per ora è tutto, tra poco torniamo con gli chef, state con noi perché oggi si parla di cucina araba, mi raccomando, a tra poco. Grazie Carmelo Morgia, Ciao, buona giornata, arrivederci. Stelle di giorno.